Grazie Presidente. Voglio in prima battuta ringraziare gli uffici per l'importante lavoro svolto. Ci troviamo di fronte all'ennesima manovra consistente, 6 miliardi e 500 milioni di euro, una manovra importante. Ci auguriamo che contempli ulteriori emendamenti per sostenere i territori duramente colpiti dall'alluvione. È necessario consentire alle nostre cittadine, ai nostri cittadini che hanno perso tutto e alle nostre imprese di ripartire. Ho analizzato, come immagino abbiano fatto tutti i miei colleghi, i documenti finanziari e ho trovato di grande interesse i dati contenuti nella nota di aggiornamento al DEF. E voglio partire proprio da qui. Il primo elemento che emerge è la crescita della nostra regione. Nonostante un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, politiche commerciali sempre più aggressive come i nuovi dazi statunitensi e un'Europa che cresce a ritmi molto contenuti, il Friuli Venezia Giulia va riconosciuto che ha retto e continua a reggere i contraccolpi. Non siamo in recessione, ma continuiamo a essere tra le ultime regioni in fattori di crescita. I dati ci dicono infatti che il PIL regionale è in crescita, ma solo dello 0,5% nel 2025 e 0,7% nel 2026. Se confrontiamo la nostra regione con le altre, riprendendo i dati della CGA di Mestre, emerge una crescita debole. Nella classifica ci posizioniamo infatti al 18° posto. L'ottimo risultato, tuttavia, che viene sbandierato in questi anni è ascrivibile in larga parte all'andamento del settore delle costruzioni, che ha beneficiato degli effetti innescati dal Superbonus 110, pur continuando ad essere tacciato come la causa di ogni male, e dal PNRR. Ed è proprio il settore dell'edilizia a essere indicato come uno di quelli destinati a una futura contrazione. Dopo anni di crescita sostenuta appunto dagli incentivi edilizi, è previsto un calo del valore aggiunto del 2% nel 2026 con un'ulteriore riduzione nel 2027. La nota sottolinea inoltre un punto cruciale, ovvero che il PNRR, che oggi sostiene una parte rilevante degli investimenti pubblici, dal 2026 in poi, quando la spinta del piano inizierà a ridursi, molti settori come appunto l'edilizia potrebbero rallentare significativamente. Questa giunta lo sa e per questo ha investito milioni di euro in incentivi per l'edilizia. Però quello che non ci è chiaro e che ci appare strano è come mai non si attiverà nessun meccanismo economico che contribuirà a far aumentare i prezzi delle materie prime, a far raddoppiare i costi delle opere pubbliche, così come è stato tacciato il Superbonus. Per questi motivi è fondamentale completare i progetti in corso e rafforzare la capacità amministrativa dei comuni. Se non riusciremo infatti a portare a termine gli interventi del PNRR, rischiamo di perdere risorse preziose. Un altro dato che emerge è che la nostra regione vive di export. Molti settori chiave come cantieristica, siderurgia e meccanica operano in mercati oggi fortemente instabili. Preoccupante anche la fragilità demografica, ormai strutturale, popolazione in calo, invecchiamento e difficoltà nel reperire lavoratori qualificati, fattori che incidono trasversalmente su imprese e servizi sociali. La nota inoltre descrive un quadro complesso dal punto di vista ambientale. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, è un territorio fragile, esposto agli effetti del cambiamento climatico e alla crescente frequenza di eventi estremi. Gli eventi tragici delle ultime settimane ce lo testimoniano drammaticamente. Viene citato ad esempio il caso del Lago dei Tre Comuni, dove la centrale idroelettrica di Somplago crea interferenze ecosistemiche. Ora il testo afferma testualmente che si tratta di un esempio che dimostra come infrastrutture e ambiente debbano essere ripensate alla luce della transizione ecologica. Ora, come non condividere questo assunto, soprattutto se riferito alla questione del fiume Tagliamento, richiamata in un ulteriore passaggio, su cui si sono fatti voli pindarici dal punto di vista progettuale, che sarebbero stati molto impattanti dal punto di vista ambientale.
Il documento inoltre evidenzia poi un divario di genere ancora molto marcato. Nella fascia tra i 25 e i 34 anni il gap occupazionale tra uomini e donne supera di 16 punti percentuali e questo è uno dei segnali più evidenti delle difficoltà che molte donne incontrano nell'entrare e nel restare nel mercato del lavoro proprio nella fase della vita in cui incidono scelte fondamentali come maternità, stabilità e carriera. Un altro dato significativo che mi ha colpito riguarda l'impatto proprio della maternità. Il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli è pari al 77,4% contro il 79,9% di quelle senza figli. Ora, pur essendo un valore migliore rispetto alla media nazionale, dimostra che avere un figlio continua a ridurre la partecipazione femminile al lavoro nella fase successiva alla nascita. Sono dati che ci dicono chiaramente che sia necessario continuare a rafforzare il welfare per sostenere le donne nel mercato del lavoro. Infine emerge la fragilità del comparto unico, un sistema in transizione che soffre di carenze numeriche e di competenze. In questo quadro anche le tanto agognate province infatti rischiano di essere delle cattedrali nel deserto. Dobbiamo esserne consapevoli, senza un comparto pubblico efficiente, competente e adeguatamente dimensionato, nessuna politica economica, ambientale, sociale e infrastrutturale potrà essere davvero efficace, salvo volersi affidare ai privati come avviene già nella nostra sanità. I dati ci dicono in sintesi che il nostro tessuto produttivo è capace di adattarsi e questa è sicuramente una notizia positiva. Tuttavia il quadro che emerge dal NADREF è quello di una regione che funziona ma che deve affrontare sfide complesse, dal contesto internazionale al ricambio generazionale. Anche riguardo al bilancio, le risorse non mancano e alcune condivisioni ci appaiono certamente condivisibili. Tuttavia però l'impianto complessivo ci appare come un collage di misure settoriali. Molti interventi sembrano rispondere a logiche contingenti o puramente redistributive. Sul fronte ambientale, a nostro avviso, manca un piano organico per la transizione ecologica, le misure sono sparse, scordinate e talvolta contraddittorie, spesso a vantaggio di chi avrebbe le risorse per affrontarle da solo. Nel campo del lavoro, in un contesto di inflazione elevata, precarietà diffusa e disuguaglianze salariali crescenti, non si registrano interventi strutturali per aumentare il potere d'acquisto o contrastare il lavoro povero. Sul piano demografico, l'ho già detto, nonostante il reiterarsi di misure a favore della natalità e della famiglia, i dati continuano a segnalare un declino costante della popolazione, con invecchiamento, fuga di giovani e tassi di natalità ai minimi storici. In ambito sanitario, dove invece vengono destinate la maggior parte delle risorse di questo bilancio, l'impianto attuale rischia paradossalmente di aumentare le disuguaglianze sanitarie anziché ridurle. È evidente che gli strumenti messi in campo finora non stanno producendo i risultati efficaci. Pertanto, al di là dell'analisi del testo normativo su cui siamo chiamati a esprimerci, resta la consapevolezza che a fronte delle risorse significative impiegate nelle varie manovre permangono troppe gravi criticità in settori chiave come sanità, occupazione e politiche abitative. C'è una crescita della povertà significativa nella nostra ricca regione, una contraddizione che stona. Esistono emergenze legate all'isolamento, all'abbandono, come quelle che hanno visto persone morire di freddo. Il Veneto di Luca Zaia garantisce 700 euro ai cittadini che si iscrivono ai centri per l'impiego. Da noi non si può fare per il semplice motivo che a proporlo è il Movimento 5 Stelle. Questa volta non abbiamo presentato un emendamento in tal senso, augurandoci che lo farete voi. C'è inoltre una crescente vulnerabilità ad alluvioni ed eventi estremi che impone l'elaborazione di una vera strategia climatica regionale per non farci trovare impreparati di fronte a eventi che purtroppo sono sempre più frequenti. Un altro aspetto rilevante che emerge da questo bilancio riguarda il peso degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali,
che continuano a gravare pesantemente in modo significativo. Allora, nel 2025, vi voglio proprio citare il dato, ammontavano a 8.220.000, nel 2026 ci sarà un aumento del 3%, ovvero arriveranno a 8.465.000 euro. Ora, come nostra consuetudine, abbiamo comunque presentato un pacchetto di 46 emendamenti che mirano con fare collaborativo a migliorare la manovra, rafforzando alcuni servizi come quello della prevenzione in ambito sanitario attraverso la mappatura dei nevi gratuita per prevenire il melanoma. Abbiamo presentato un emendamento per rafforzare il sostegno alle famiglie con l'istituzione di un albo babysitter e assistenti familiari, o ancora l'emendamento che mira alla riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini della nostra regione che abbiano stipulato un patto di servizi con i centri per l'impiego. Sono esempi di proposte che mirano appunto a colmare, a nostro avviso, vuoti del bilancio, ma ce ne sono tanti altri che puntano a perseguire invece, ad esempio, una transizione energetica che non impatti con il nostro ambiente, a sostenere ancora, tra gli altri, gli operatori del servizio sanitario regionale, per i quali chiediamo che si equipari il trattamento per quanto riguarda i buoni pasto tra i dipendenti regionali e i dipendenti del servizio sanitario, su cui in questo momento esiste un divario. Inoltre miriamo a proteggere le fasce più fragili, come abbiamo fatto con l'emendamento per sostenere i comuni nei progetti contro l'emergenza freddo. L'obiettivo è semplice e imprescindibile: nessuno deve essere costretto a vivere all'agghiaccio. Inoltre chiediamo l'innalzamento delle risorse per sostenere, chiedo la conclusione, per cortesia. Sì, ho finito, a sostenere le risorse per le locazioni, perché anche quest'anno sono stati stanziati 14 milioni di euro, ma sono arrivate 28 domande per 28 milioni. Così come chiediamo attenzione per i nostri detenuti costretti in carceri sovraffollate, per i quali abbiamo presentato emendamenti volti proprio a favorire il loro reinserimento nella società attraverso il prezioso lavoro degli enti del terzo settore e degli stessi garanti dei detenuti, di Udine e Trieste, per consentire loro, tramite un'apposita dotazione, di portare avanti progetti di interesse, sempre a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, che non possono essere considerati soltanto dei reietti della società. Ora non mi dilungo oltre, anche perché il Presidente mi guarda male, mi porta a conclusione, perché è difficile riassumere appunto il contenuto di tutti i nostri emendamenti che avremo modo di illustrare durante la discussione nei prossimi giorni, su cui mi auguro che ci sia apertura, perché sono dettati dall'ascolto dei cittadini e del territorio. Grazie.